Benetton inizia nel modo migliore la parte finale di United Rugby Championship con la vittoria netta e con bonus in Sudafrica, travolgendo i Lions di Johannesburg per 42-31. Lions contro Leoni, insomma, e vincono quelli italiani. La prima delle ultime 4 partite di stagione regolare è praticamente perfetta e decisa da una difesa insuperabile nonostante 3 cartellini gialli e quindi quasi 30 minuti di inferiorità numerica, addirittura a un certo punto in 13 contro 15 per 4 minuti. Difesa insormontabile e poi c'è l'attacco, 17 punti al piede di Umaga. Inoltre Ruzza e compagni gestiscono molto bene gli ultimi minuti, nascondendo la palla ai padroni di casa. I Leoni italiani costruiscono l'impresa nel primo tempo che finisce 32-17 con 4 mete all'attivo e il punto di bonus quindi già al sicuro. La ripresa è di sofferenza, oltre alla rarefazione dell'aria che fa aumentare la fatica ci sono le espulsioni, ma una meta assegnata subito dopo il cambio da Ruzza mette al sicuro quasi il risultato. Negli ultimi 20 minuti i Lions di casa segnano 2 mete ma ormai è troppo tardi per riaprire la partita. E i Leoni, quelli italiani, per la prima volta vincono in questo mitico stadio, l'Ellis Park. Ora il Benetton, in attesa delle altre partite del 15° turno, è quinto e in piena zona playoff e resta in Sudafrica, dove scenderà dai 1800 metri di Johannesburg fino al livello del mare per vedersela sabato prossimo contro gli Stormers di Città del Capo, che in classifica sono 6 punti e 5 posizioni più indietro, ma che in casa si trasformano.